Insieme vorremmo ripensare un progetto di pedemontana alternativa, un nuovo progetto di una strada utile al territorio. La pedemontana non sa da fare. Questa è la posizione del Movimento 5 Stelle in Regione. Nelle scorse ore c'è stato un incontro con alcuni sindaci del territorio che giovedì saranno a Roma proprio per parlare della grande infrastruttura. Per i pentastellati ci sono delle soluzioni alternative e poi sollecitano il pagamento degli espropri. Secondo me sarà obbligatorio pensare a dei progetti alternativi, anche perché finora c'è un problema dei problemi che la strada è stata costruita sulle spalle degli espropriati, perché gli espropriati non hanno ancora ricevuto un euro e quindi, soprattutto nella provincia come la mia, il settore dell'agricoltura è penalizzato tantissimo. Fermare i lavori ora è una follia. Questa è la replica del capogruppo della Lega Nord Nicola Finco. E in effetti, guardando dall'alto lo stato di avanzamento della grande infrastruttura, si capisce che un eventuale stop aprirebbe una ferita nel cuore del Veneto che non si rimarginerà mai più. Ci vuole un bel coraggio a fare certe affermazioni. Chi vive nei tratti interessati alla pedemontana sa benissimo qual è la situazione. Interrompere adesso l'opera vorrebbe dire lasciare un ecomostro ambientale con tutti poi i rischi che ne deriverebbero. Abbiamo tutta una serie di strade e viabilità che sono state completamente interrotte a causa della realizzazione di quest'opera.